in un Bottecchia infreddolito sia dal clima, soprattutto anche dal tanto vento, non si è scaldato con lo spettacolo visto qua in campo nel derby del Friuli, in amichevole tra Pordenone e Udinese, 1-0-1. Piotrowski salva un po' i bianconeri da una figura, ecco, magari non diciamo figuraccia, ma una figurina che potevi fare in caso di non riuscire a vincere contro una squadra di eccellenza. Però c'è da sottolineare alcune prestazioni, perché la prestazione generale io non sto neanche tanto a giudicarla, perché è come la prima amichevole di prestagione che fai in estate, sotto ritmo, zero voglia di giocarla, la fai tanto per mettere un po' di minuti nelle gambe, sgranchire un po' magari qualche muscolo che da un po' che non lo utilizzavi, e vai e inizi a giocare. Quindi io l'ho vista anche un po' così. Poi il clima, diciamo, non ti invogliava a fare la miglior partita della stagione, però tecnicamente, qualitativamente ci si poteva aspettare di più, perché magari non ci si aspetta tanto da quando affronti squadre come magari il Como, il Milan, la Juventus, ma quando affronti una squadra di eccellenza magari qualitativamente potevi far correre la palla, non serviva che corressi tu. Quindi accetto il sottoritmo, magari la poca concretezza è veramente è qualcosa da rivedere, no? Rivedibile in casa bianconera. Sì, tanto freddo e poco invece in campo, poco in tutte le fasi, poco qualitativamente, poco dal punto di vista dell'atletismo, come hai detto bene tu. Sembrava veramente la prima amichevole di agosto, l'Udinese invece è oltre la 30ª clima giornata. D'inverno in realtà. Sì, oltre la 30ª giornata, ormai il ritmo nelle gambe dovrebbe avercelo, stasera non l'ha messo per niente sul campo. Piotrowski evita, no? un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso qui al Bottecchia, fermo restando che il Pordenone comunque ha messo sul campo tutta complimenti la fame. al Pordenone, sì, cioè, buonissima ha fatto prestazione. la partita che doveva fare, chiusi dietro, ha avuto anche le occasioni per segnare. Sì, c'è quasi un rammarico, no? Da parte del Pordenone per non aver strappato un pareggio che, detto tra noi, probabilmente era meritato. Sì, uno 0-0 scritto questo. Poca roba, e l'Udinese sottolinea ancora una volta la mancanza di idee quando c'è un avversario che difende basso. Oggi lo si è visto, 4 categorie di differenza, insomma in questo caso non ci sono scuse. L'Udinese ha prodotto poco, ha sbagliato anche davanti alla porta, ma ha comunque prodotto pochissimo. Più che altro, più che mancanza di idee, io qua ti dico mancanza di qualità nella pensare e nell'eseguire la giocata, perché noi abbiamo visto molte volte Attà, Solé, ma anche lo stesso Piotrowski o Zarga che arrivavano negli ultimi 16 metri, palla al piede, e poi dopo o sbagliavano la scelta oppure avevano un'idea in mente ma il compagno, e dopo andiamo a parlare dei due attaccanti, non riusciva a fare l'1-2 e mandarli in porta, oppure mettevano il compagno in profondità e il compagno non riusciva a calciare bene in porta, non riusciva ad arrivare sul pallone. Cioè io ho visto veramente poca in realtà qualità nelle giocate, che poi dopo quando si alza a livello contro difese di Serie A si tramuta in 0 tiri in porta. È quello la grande differenza. Ti dico, andiamo a parlare dell'attacco, questa partita va a finire 6-0. Cioè, non dico di fare come il Bayern Monaco che vince 20-0 contro le squadre di questo livello, però magari un 3-4-0 tranquillo, in scioltezza, l'Udinese ce l'aveva alla portata. Ma non recrimino il risultato, io recrimino le occasioni, perché veramente, parlando di Bayo e Gueye, abbiamo avuto più o meno 10 occasioni pulite, di cui 6 sui loro piedi, 0 gol. Allora è vero che l'Udinese è Zaniolo Davis dipendente, però c'è forse anche un motivo, perché appena entrano questi in campo la differenza si vede. Perché non gioca Gueye? Perché anche qua bisogna capire quanto potenziale ha sto ragazzo e quanto poi effettivo talento abbia, perché adesso io non ce l'ho con lui, non ce l'ho neanche con Bayo, però ragazzi, cioè, questa era una partita contro una squadra di eccellenza. Io mi aspettavo qualcosina di più, almeno sotto porta all'attaccante, non un gioco tipo Barcellona, ma quando ti mettono 2 o 3 volte successo, prima Attà, poi era messa Zibù sul cross, poi Rizzola, palla dall'esterno arretrata, tu Zaniolo prende calcio in porta e fa gol 10 volte su 10. Una volta su 10 uno di loro due poteva metterla, invece tante conclusioni imprecise, fuori ritmo, poche volte anche centrato lo specchio della porta. Cioè, ripeto, contro una squadra di eccellenza, cioè Mason, portiere del Pordenone, ha fatto 2 o 3 parate decisive, sembrava facesse dei miracoli. Il Bottecchia si provava a scaldare applaudendo le sue giocate, ma erano più tiri sbagliati. Allora, ok che è una partita, se va contata come vuole, infatti qua stiamo più chiacchierando così, opinioni a freddo, non a caldo, perché abbiamo veramente molto freddo. Però dico, un attaccante di Serie A, Zorzetto, faccio l'esempio dell'attaccante del Pordenone, che è un attaccante dilettante, però ogni volta che gli davano palla, Cabasele andava lì non con la voglia di rubargli palla, giusto per contenere, giocavano a 40 metri dalla porta, però Zorzetto la metteva giù e la scaricava dietro, sempre, perché un attaccante di eccellenza questo lo fa.
Poi Cabasele glielo faceva fare a 40 metri dalla porta e non al limite dell'area, ovviamente, però lo faceva. Allora un attaccante di Serie A, Bayo, perché secondo me è stato il peggiore in campo, la devi buttare dentro, devi buttarla dentro. Cioè vediamo nelle amichevoli, Lewandowski fa 16 gol, ma perché? Perché anche se gioca con le calze abbassate, con le ciabatte e veramente camminando, gli arriva la palla, boom. Non dico di avere Lewandowski in squadra, però una cosa che mi ha sorpreso sono stati tanti errori sotto porta dei due attaccanti. Sì, sapevamo che vedere Zaniolo e Davis al Bottecchia sarebbe stato un sogno, solo un sogno, non mi aspettavo. L'abbiamo visto correre Zaniolo. Sì, questo sì. Non mi aspettavo sinceramente che la differenza, quella dico grossa, la differenza di categoria tra i due attaccanti dell'Udinese e i centrali del Pordenone fosse così. Sì, non così ampia, Scusa. perché insomma effettivamente non li hanno messi per niente in difficoltà. Hanno peccato i due davanti, parlo quindi di Bayo e Gueye, hanno peccato nella conduzione del gioco, nei movimenti. È vero, hanno sbagliato davanti alla porta, ma si sono anche fatti vedere poco nei movimenti, non erano mai nel posto giusto quando dovevano essere serviti, non hanno mai tenuto un pallone. L'hai detto bene tu, Zorzetto a confronto ha tenuto molti più palloni, ha fatto girare più il pallone davanti. L'Udinese è dipendente da Zaniolo e Davis, lo si è visto anche oggi in un amichevole di questo calibro. Va detto però che Zaniolo e Davis, oltre che goleador, sono anche la mente, sono anche la cabina di regia di questo Udinese. Fa specie dirlo, perché quando manca Miller l'Udinese non ha un vero e proprio regista, e sono i movimenti di Zaniolo spalle alla porta e di Davis spalle alla porta che creano gli spazi per i compagni. Si è visto anche questo. È vero, hanno fatto fatica da davanti, ma non c'è un giocatore in questo Udinese che sappia saltare l'uomo e servire l'attaccante davanti alla porta. Quindi io ti dico di più, pessima prestazione dei due attaccanti, ma anche loro, insomma, per spezzare una lancia in loro favore, serviti non in maniera proprio ottimale per tutta la partita. E la prova però l'hai avuta oggi del gioco dell'Udinese, che è molto semplice: si va a cercare la palla sull'esterno, se non c'è si dà dentro per farla arrivare poi alle punte. Più volte Attà portava la palla, Piotrowski portava la palla, Solé portava la palla, provavano la combinazione ma non riuscivano a ricevere il pallone indietro, l'attaccante era fuori posizione. Cioè è dipendente dal gioco, come hai detto tu, di Zaniolo e Davis, perché sono talmente superiori al resto della squadra che è giusto giocare su di loro. È giusto giocare su di loro. Detto questo, io sottolineo una prova discreta di Zarraga. Mi è piaciuto. Ha avuto voglia di giocare, di correre. È l'unico che ha detto: io sfrutto questa occasione per far vedere che sono pronto. E l'ha sfruttata. Secondo me è stata una prestazione decente. Tu mi dirai grazie, giocavi col Pordenone, lo so, però avendo i compagni magari non era così scontato. Preoccupazioni per Christensen, che ha avuto un piccolo problema al flessore della coscia sinistra al 44esimo del primo tempo, è uscito, non è neanche più rientrato. C'è da capire come starà. Lui ci ha detto lì in pullman, prima di stare in pullman, sto bene, poi è chiaro che faranno gli accertamenti medici, però potrebbe esserci la beffa da aggiungere a una partita sottotono dei bianconeri, anche l'infortunio di Christensen, che i difensori sono contati, l'abbiamo visto oggi, sono 3 di ruolo, con Bertola che adesso sta rientrando e sta acquisendo la condizione di nuovo, e Malacic che è in nazionale e quindi ha bisogno ancora un po' di tempo per integrarsi. Quindi diciamo che è un Udinese che mette minuti nelle gambe. Abbiamo visto anche un po' Arizala, però col Como serve veramente ritornare almeno a un livello di Serie A, perché quello che abbiamo visto oggi non era neanche un livello di Serie A, della prestazione offerta dai bianconeri. Soprattutto io ti dico, ma rimango sorpreso dei due attaccanti, ma non tanto del fatto che abbiano corso poco, non siano riusciti a far girare la squadra, ma hanno avuto 6 occasioni sotto porta entrambi, sotto porta. L'attaccante un tiro, un gol. I grandi attaccanti, gli attaccanti normali fanno 3 tiri, un gol. Gli attaccanti normaletti fanno 5 tiri, un gol. Questi 10 tiri, 0 gol. E allora perché non gioca Gueye? Perché non gioca Bayo? Forse oggi Runis vi ha fatto vedere perché non giocano. Sì, ci voleva il Bottecchia, ci voleva una squadra di eccellenza per dare risposta a queste domande che ci facciamo, no? Ci siamo fatti 1000 volte durante la stagione. Insomma, è una partita che rimane memorabile sicuramente per il Pordenone, per i suoi tifosi, per i suoi giocatori, per il suo mister. L'Udinese farà meglio a dimenticarla in fretta, a pensare al Como, perché sarà ovviamente tutt'altra partita, e tutto questo che abbiamo visto stasera non basterà di certo, anzi. Complimenti al progetto Pordenone, complimenti al tifo, tantissimi, complimenti all'organizzazione, alla struttura. Pordenone può tornare a giocare nel professionismo ed è una piazza, vedendo poi come sta andando a Trieste, che forse ha fame di calcio e avrebbe bisogno l'intero Friuli Venezia Giulia di rivedere il Pordenone nel professionismo. Godiamoci più la festa del Pordenone e dimentichiamo, come hai detto tu, la prestazione invece dei bianconeri.